Si sono presentati in 450, altrettanti invece hanno dato delega ad amici, parenti, persone di fiducia. All'ordine del giorno le dimissioni del Consiglio di amministrazione in carica e l'elezione del nuovo CDA. Oggi a Villa Loredan è andata in scena la prima assemblea del Fondatlante con il presidente Alessandro Penati che in una lettera alla presenza dell'avvocato De Nicola come suo portavoce ha ribadito come la banca debba tornare al suo ruolo segnando una radicale discontinuità con le gestioni passate. La cosa essenziale per rilanciare qualsiasi istituto è una buona governance societaria. In Italia tutte le banche che sono andate male avevano una pessima governance societaria. Di secondo luogo abbiamo chiesto che il nuovo Consiglio prosegua senza indugio e con grande determinazione l'azione di responsabilità nei confronti di chi ha agito contro l'interesse della banca, provocando perdite gravissime per i suoi soci, individuando i singoli profili di colpevolezza. A ricevere le stilettate non c'è il vecchio presidente Ambrosini, ma il suo vice Giovanni Schiavon. Si presenta a sorpresa per lasciare le consegne contro il parere di Tante stesso, che aveva reputato la sua presenza inopportuna. Mi hanno fatto dossier, mi hanno fatto degli attacchi personali, ho dovuto presentare querele. Dovete chiedervi come mai questo è avvenuto, non per come abbiamo agito dopo, ma per come temevano che noi agissimo. Questa è la ragione. È normale che si attacchi una persona ancora prima dell'assemblea? L'ex magistrato si agita e si innervosisce, è un'assemblea ai veleni. Io credo che le condizioni siano, scusate... Schiavon con le sue controdenunce annuncia ci saranno nuovi ed eclatanti sviluppi giudiziari. Consoli non è l'unico responsabile di questo, ma non è neanche pensabile che una persona riesca a fare da solo tutto questo casino.